Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Ogni lunedì pomeriggio la scuola organizza qualcosa di speciale. Non una lezione in aula, non esercizi di grammatica, ma un piccolo tour della città. È gratuito, è facoltativo, ma quasi tutti partecipano. Perché vedere una città attraverso gli occhi di chi ci vive è tutta un'altra cosa. Niente bandierine da seguire, niente gruppi numerati, solo un insegnante, un gruppo di studenti stranieri e una città che si lascia scoprire piano piano. Chiara non sa bene che cosa aspettarsi. Ha messo i suoi sandali nuovi, che sono belli, ma forse non tanto comodi. Ha caricato il telefono per scattare foto e ovviamente ha portato con sé il suo quaderno rosso. È contenta, sì, ma anche un po' nervosa. Le parole nuove le scivolano ancora addosso, come l'acqua. Capisce una frase sì e due no, ma non vuole restare chiusa in camera. Cagliari la chiama. Alle 18 in punto il gruppo si ritrova davanti alla scuola. Il tour è alle 18 perché prima il sole è troppo forte in estate e non è divertente camminare in città quando c'è troppo caldo. Alle 18 è l'orario ideale, anche perché è l'ora del tramonto e Cagliari a quell'ora è fantastica. Quindi, perché non godere di questo bellissimo spettacolo tutti insieme? Magari su una terrazza davanti al mare, sorseggiando un Aperol Spritz arancione, proprio come il colore di Cagliari all'ora del tramonto. E così Chiara è pronta a conoscere questa città. Riconosce alcuni volti, il ragazzo giapponese con il cappello da pescatore, la coppia tedesca con zaini tecnici e borracce piene d'acqua. Poi c'è anche una ragazza brasiliana, nuova, non l'aveva vista la mattina, con i capelli ricci e una risata forte che si sente da lontano. Arriva anche Sara, la loro guida, e l'insegnante della scuola, la stessa del corso della mattina. Oggi è vestita con un abito lungo, occhiali da sole grandi e una bottiglietta d'acqua già a metà. Sorride, saluta tutti e poi dice: pronti per scoprire Cagliari? Cominciamo da Castello. Castello non è un vero castello, è il quartiere più alto e più antico della città. Si chiama così perché un tempo era davvero una fortificazione per proteggere la città. Ora è un labirinto di strade strette, silenziose e scale che non finiscono mai, e balconi con i panni stesi al sole. Cagliari non si mostra tanto, si lascia trovare e Chiara, salendo quei gradini, piano piano capisce. Sara cammina velocemente, ma non troppo. Si ferma spesso, indica un palazzo, una finestra, racconta una storia, parla di fenici, di spagnoli, di sardi. Chiara capisce metà delle parole, ma i gesti, gli occhi parlano chiaro. È qualcosa che va oltre la lingua, è un'energia molto forte. Dopo 20 minuti arrivano a un belvedere. Chiara si ferma, spalanca gli occhi, davanti a lei il mare, immenso, piatto, azzurro, come una cartolina. Un gabbiano vola basso.
I tetti delle case sono rossi, arancioni, sembrano dipinti da un pittore. Sara continua a parlare, ma Chiara non ascolta più. Non per maleducazione, ma perché in certi momenti non hanno bisogno di parole, non hanno bisogno di traduzioni. Poi la visita al Duomo, tanto silenzio e un po' di fresco. Chiara si siede per far riposare un po' i piedi. I sandali nuovi cominciano a mostrare la loro vera natura, nemici giurati dei tour. Dopo la chiesa, una pausa in una piazza all'aperto, tavolini all'aperto, bicchieri con ghiaccio e il sole scende lentamente dietro le palme. Chiara prende un caffè. Questa volta non lo beve subito, lo guarda, lo annusa, lo assaggia con rispetto. Forse sta diventando italiana, piano piano. Una voce interrompe i suoi pensieri. È la ragazza brasiliana che le insegna a dire in portoghese "fa troppo caldo". Chiara ride. In italiano ho imparato "fa caldo da morire". Un signore anziano, seduto lì vicino, alza le sopracciglia e interviene. Signorina, e oggi non è niente. Chiara sorride anche se non ha capito tutto. Terza lezione. In Italia non sei mai davvero solo. Qualcuno ti parlerà sempre. Camminando per Cagliari, Chiara ha imparato nuove parole, senza sedersi a un banco di scuola. Belvedere, un posto da cui guardi il mondo e ti senti piccolo, ma felice. Scalinata, una sequenza di gradini che mettono alla prova le gambe e la pazienza. Guida, una persona che non ti fa solo vedere un posto, ma te lo fa amare. Sudare, verbo inevitabile d'estate, ma segno che stai vivendo. Castello, non quello con le principesse, ma un quartiere che sa di passato e di silenzio. Frasi da tenere a mente. Che bella vista! Possiamo fermarci un attimo? Potrei avere una bottiglietta d'acqua, per favore? E arriva la sera. Chiara è sul balcone. Le gambe fanno male, i piedi sono rossi, ma lei è felice. Ha messo i piedi in una bacinella di acqua fredda e sorseggia una birra. Apre il suo quaderno rosso e scrive: oggi ho fatto una passeggiata in italiano. Non ho capito tutte le parole, ma il mondo mi è sembrato più vicino. E poi aggiunge sotto con la sua solita ironia: mai più sandali nuovi il giorno di un tour. Chiara ha imparato che una lingua si impara anche con le gambe, con gli sguardi, con gli occhi e con il naso, e che camminare è un modo bellissimo di capire. Nel prossimo episodio Chiara proverà a fare la spesa al mercato, tra nomi strani, accenti fortissimi e un piccolo errore che le farà guadagnare un sorriso. Se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda, cammina piano piano e ascolta tutto. La città ti risponderà. Un saluto e a presto da Carla.